Va ora in onda Bianco, Rosso e... in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di RC Radio Conegliano da parte di Karen. E un buongiorno a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Veneto Globe da parte di Claudia. Bentornati, diciamo. Benvenuti a questa nuova puntata di Bianco, Rosso e chissà di cosa parleremo oggi. Ti senti tutta elettrizzata? Un brio! Guarda, anch'io, ma chissà come mai. Perché dopo aver parlato di bianco, di rosso, giustamente, per fare onore alla nostra trasmissione, no? Siamo andati nell'ordine, abbiamo parlato anche dei colori, dei profumi, abbiamo accennato qualcosa anche all'affinamento in legno, magari anche voi vi siete un po' esercitati con questi sentori e siamo già passati all'assaggio, però bisogna anche passare a un argomento un pochino più frizzante. Cosa dici, Claudia? Sì, e allora oggi parliamo di tipologie di vini che sono ben conosciuti anche nel nostro territorio. Insomma, avete capito, oggi parleremo di bollicine. Esattamente, oggi ci concentriamo su quella che è la spumantizzazione, un metodo di vinificazione che porta ad avere le bollicine nel nostro spumante e nel nostro vino. Vogliamo farvi presente che però ci sono diversi metodi per ottenere questo risultato e oggi toccheremo il primo, come dire, forse anche il più vicino a noi. Esatto, senza dimenticare che comunque quando parliamo di spumanti noi siamo sempre partite, diciamo, dalla base, e quindi ricordatevi che quando vedete le bollicine nel bicchiere non pensate solo al metodo, quindi alla fase finale, bensì bisogna partire anche lì dall'uva, quindi da una scelta che parte fin dalla vendemmia. Vi ricordate quando vi abbiamo parlato delle uve che vengono scelte e vendemmiate un pochino prima, quindi con un alto tenore di acidità? Questo è solo un rimando a qualche, diciamo, passato che vi abbiamo infarinatura che vi abbiamo spiegato, solo per farvi capire che quando parliamo di bollicine non parliamo di vini semplici, ma parliamo di una scelta che parte fin dalla campagna. E poi si può parlare di metodo, giusto? Sì, esattamente, ma prima di parlare di metodo io vi farei già presente che esistono diversi vini con le bollicine. Abbiamo sia dei vini frizzanti sia dei vini spumanti, e quello che distingue, diciamo, la caratteristica principale distintiva dei due vini, delle due tipologie, è la pressione che troviamo all'interno della bottiglia. Per un vino frizzante sarà non molto alta, per arrivare invece a quella di uno spumante, non entro nei tecnicismi perché magari potrebbero risultare le atmosfere, il quantitativo di atmosfere dentro. Facciamo magari potrebbero risultare, Claudia, per far capire. Ma diciamo che uno spumante ne contiene molte, tanto da dire che un pneumatico in teoria ha meno atmosfere di una bottiglia, ad esempio, di prosecco, spumante. State attenti comunque quando dovete aprire una bottiglia di spumante. Adesso per i nostri amici radioascoltatori non possiamo fare un'apertura qui per farvi vedere esattamente come si fa, però mi raccomando, fate attenzione, perché c'è una bella pressione dentro la bottiglia. Fredda, mi raccomando. Sempre. Allora, quindi partiamo oggi da quello che è il metodo Martinotti. È un metodo che ha addirittura due modi di essere chiamato. Io preferisco ovviamente quello italiano perché evviva la storia, siamo stati noi a brevettarlo per primi. Ed è anche chiamato altrimenti metodo Charmat. Sai, il buon Federico Martinotti, esattamente, il nostro amico, e lui brevettò questo metodo per poter ottenere vini con all'interno l'anidride carbonica alla fine dell'800, mentre il nostro amico, anche lui amico nostro, sempre, Eugène Charmat, invece lui a Montpellier lo fece
qualche anno dopo, quindi all'inizio del Novecento, però diciamo qualcosa in comune hanno, quindi quello di voler brevettare proprio la tecnologia che è alla base di questo metodo, quindi un bel connubio tra tradizione, che è quella comunque, no, ve ne parleremo, di un altro metodo, e invece quello che si focalizza su una tecnologia, in particolare su un contenitore. Esattamente, quindi ritorniamo un po' a quella che è la nostra vinificazione. Il metodo Martinotti parte da un vino base, quindi vendemmia, di raspapigiatura, ottenimento del mosto fiore, prima fermentazione alcolica per ottenere un vino, filtrazioni successive e quindi arriviamo ad avere il nostro vino base. E cosa succede a questo vino base, Karen? Viene inserito in autoclavi con pressione e atmosfera controllate. In queste autoclavi cosa avviene? Il vino viene inserito perché abbia una seconda fermentazione, quindi una rifermentazione in cui prenderà la bollicina, prenderà la spuma, ecco perché viene chiamata spumantizzazione, perché il vino ha una presa di spuma. E quello che viene inserito per aiutare questa trasformazione del vino e quindi questo meccanismo di trasformazione degli zuccheri in anidride carbonica appunto sono lieviti e zuccheri. Esattamente, quindi seconda fermentazione è proprio come la prima, solo che parte comunque da un vino che quindi ha già esaurito fondamentalmente i suoi zuccheri, i lieviti hanno già fatto il loro lavoro, quindi devono essere reintegrati. Allora la reintegrazione può avvenire in diversi modi, posso selezionare i lieviti e proprio quantificare, a seconda della pressione che voglio ottenere, gli zuccheri che devo immettere all'interno del mio vino base. Poi chiudo tutto e lì parte la fermentazione. Oppure c'è chi invece dà un apporto diverso, può mettere da parte del mosto, che quindi è la base di partenza, non è ancora fermentato, è ancora zuccherino, per conservare ancora di più, diciamo, l'identità di quel vino e quindi mantenerla. 2 fermentazioni, quindi, però in una perdiamo l'anidride carbonica, ricordiamo quella fermentazione tumultuosa che avviene per fare il vino base, quindi l'anidride carbonica nella fermentazione sempre c'è, sempre si sviluppa, ma in questo caso la tratteniamo all'interno del vino e quindi in questo grande contenitore, in questa grande autoclave, ed è una fermentazione che può avvenire in diversi modi. Diciamo che quello più comune appunto è quello con una rifermentazione che prevede una tempistica che va intorno ai 30 giorni e quindi una certa velocità nell'ottenerla per poi potersi comunque dilungare, perché ovviamente dopo essere rifermentato il vino va rifiltrato, va sistemato, imbottigliato, tutti questi passaggi poi vengono effettuati ovviamente con atmosfere controllate per evitare appunto che le nostre bollicine se ne vadano nell'etere, nell'aria e non rimangano nel nostro vino. E a proposito di bollicine, effettivamente quando poi, ecco, noi vi abbiamo parlato di tutte quelle sensazioni che il vino può dare alle mucose del palato, beh, con le bollicine sono un'altra di quelle cose importantissime da valutare. Possiamo guardarle e già dire sono piccole, sono grandi, quando le mettiamo in bocca possono dare anche delle sensazioni completamente diverse, sono più aggressive, sono affini, eccetera. E come succede? Chi è che ci permette di capire dove condurre la vinificazione? Sicuramente ne parleremo poi anche quando affronteremo un altro metodo. Da metodo a metodo si dice che le bollicine possono risultare diversamente, ma sicuramente la base di partenza intanto che ci aiuta, perché nelle fermentazioni la componente proteica è il vino ha sostanza e queste componenti proteiche sono quelle che poi possono determinare anche differenze proprio nella spuma, quindi quanto la spuma è persistente, quando le bollicine sono fini, eccetera. Ma allora lì ci può aiutare anche la permanenza sui lieviti, perché Claudia ci ha detto che
può durare meno, quindi un mesetto, insomma in 4,48 abbiamo fatto il nostro spumante. Però se i lieviti restano ancora un po' a contatto con questo nuovo vino, con questo vino spumante, allora in qualche modo anche lì i lieviti danno un certo contributo anche alla spuma. Certo, e quindi parliamo di metodo corto e metodo lungo. Ecco, e diciamo che appunto più lunga è la permanenza sui lieviti, più avremo degli aromi complessi e anche delle bollicine più sottili e più eleganti. Quindi sicuramente la permanenza in autoclave più lunga è, più ci darà un prodotto notevole, senza disdegnare appunto quelli forse un po' più freschi della lievitazione, della rifermentazione a 30 giorni. De gustibus, insomma, vi piacciono le bollicine più aggressive, volete uno spumante 50.000 atmosfere? Beh, c'è chi invece apprezza anche un'atmosfera in meno, insomma, delle bollicine più delicate. Ma torniamo verso la bottiglia. Nel momento in cui viene imbottigliato appunto il nostro vino, abbiamo anche un'etichetta che ci indicherà alcune cose, tra cui ad esempio il grado zuccherino che è all'interno del nostro vino, di cui appunto Karen faceva primo accenno. Nel rifermentare vengono aggiunti i lieviti ma anche gli zuccheri, e in base al quantitativo che sarà riimmesso otterremo una tipologia di spumante diverso. Partiamo da quello più dolce, che è il dry comunemente, salendo poi verso l'extra dry, passando poi invece a quelli più secchi che sono i brut. Tutti quanti possono avere una scala all'interno proprio, cioè la scala generale e quella interna, quindi c'è un gap all'interno del quale vengono definiti in questa maniera, quindi potranno essere più o meno dolci i dolci, più o meno secchi gli extra dry, più o meno secchi i brut. Ecco, questa è una scala piuttosto, come dire, grossolana, non siamo entrati nel dettaglio, ve ne parleremo più avanti. Facciamo un piccolo riassuntino per i nostri radioascoltatori, i nostri telespettatori, quindi partiamo dal più secco, quindi partiamo dal brut, poi saliamo all'extra dry e infine al dry. Perfetto. Io sono partita dal contrario perché vado in quello in cui c'è più dolce e più io invece sono più secca, stringata, preferisco il brut, Claudia, cosa ti devo dire? Sei più zuccherosa, invece sono un pochino più stringata. Ecco, quindi nell'etichetta possiamo leggere o brut o extra dry o dry, poi ci possono essere altre categorie un pochino meno, diciamo, frequenti, ma queste ve ne parliamo con calma la prossima volta. Intanto imparate queste tre, brut, extra dry e dry. E poi ci possono essere anche altre informazioni all'interno delle etichette. Per esempio vi può capitare di trovare la dicitura millesimato. E che cosa significa millesimato? Sì, perché non abbiamo fatto presente che ovviamente nel fare il nostro vino base si può decidere di fare una cuvée e quindi di fare un assemblaggio di diversi vini. E il millesimato cosa ci sta a significare? Allora, immaginate che facciamo una bella vendemmia abbondantissima nel 2015 e in qualche modo del nostro vino base avanzi una parte, no? E questa parte, mettendola in dovute condizioni, la possiamo riutilizzare per rifermentarla l'anno successivo. Quindi in quel caso, come diceva Claudia, avremo un vino spumante che deriva dall'assemblaggio di vini ottenuti da diverse annate, ma se voi volete bere un millesimato semplicemente dovete avere nella vostra autoclave da far rifermentare, ecco il vino tenuto da uve raccolte nella stessa annata. Esattamente. E voilà, ed ecco il millesimato. Esatto, ma ne tratteremo anche di questo argomento, forse più specificamente nelle prossime puntate. E ritorniamo un attimo al nostro amico Martinotti, al nostro metodo. Federico, dai, diamogli del tu.
Allora, il metodo Martinotti è usato tendenzialmente con uve aromatiche, semiaromatiche. Perché? Perché consente di lasciare al nostro vino tutti quei profumi molto freschi, floreali, fruttati, tipici proprio di queste uve, e dare un vino non troppo alcolico e quindi un po' più beverino e più etereo, come dire, più leggero, più elegante. Certo, c'è il desiderio di voler all'interno di questo spumante mantenere un po' le caratteristiche dell'uva di origine, quindi il vino non deve essere troppo strapazzato in qualche modo, deve essere più conservativo possibile, perché queste uve hanno già di loro delle caratteristiche a livello sensoriale interessante. E quindi possiamo citarne qualcuno, insomma. Sì. Dal nostro Conegliano Valdobbiadene all'Asolo a quant'altro, insomma il nostro Prosecco, piuttosto che... E passiamo verso il Piemonte con l'Asti, che è pure una DOCG, e dove molto spesso il metodo è leggermente modificato, in quanto non c'è una rifermentazione, ma nel momento in cui il vino viene creato, quindi la prima fermentazione avviene, c'è direttamente la presa di spuma. Tutto questo per accorciare appunto le tempistiche e lasciare quello che è l'uva all'interno del bicchiere, quindi trasferire proprio tutti i sentori aromatici dall'uva direttamente al bicchiere. Quindi questi sono degli esempi, poi c'è anche il moscato d'arancio, insomma certo, ce ne sono tanti, tendenzialmente hanno appunto un grado alcolico molto basso e le tipologie con questa vinificazione accorciata, come dire, sono piuttosto verso il dolce, quindi abbinabili verso piatti che sono di dessert. A me piacciono tantissimo insieme alla biscotteria. Abbiamo capito, Claudia, che tu vai direttamente sul dolce. Esattamente. Beh, allora chiudiamo così questa puntata tra il brut e il dry e il dolce. Evviva le bollicine! Si festeggia. Si festeggia, e alla prossima puntata. Cin cin, ciao! Ascoltato Bianco, Rosso e in collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier e la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori.